Nonostante il vaccino fatto il giorno prima e la raccomandazione da parte dei medici di stare a riposo, ieri, domenica, il presidente della regione Nello Musumeci ha voluto essere nella nostra città a presenziare la cerimonia di beatificazione del giudice Livatino. Al termine si è recato anche a una visita al lab del Pala Congressi del Villaggio Mosè per verificare come sono andando le cose dopo le problematiche verificatesi la settimana scorsa nel corso dell'Open Week. In pochi secondi in cattedrale per rendere omaggio ad un grande siciliano che nella vita, seppure breve, ha saputo conciliare i valori del Vangelo con i valori della civile convivenza, del codice penale, della capacità di gestire e amministrare la giustizia per una società migliore, lontana e impermeabile a qualunque contaminazione e pressione esterna. Lo ha saputo fare testimoniando un grande esempio e per questo era diventato scomodo alla mafia. Ci tenevo ad esserci interpretando il sentimento di gratitudine di tutti i siciliani. Ho voluto rendere visita al lab vaccinale della regione siciliana per salutare e ringraziare tutti gli operatori che si sono davvero impegnati e distinti nelle scorse settimane e soprattutto per quello che faranno nelle prossime settimane. Abbiamo il dovere, sì, dico il dovere, di lavorare per vaccinarci, metterci al sicuro ed è l'unica strada possibile per evitare questa estenuante altalena di colori giallo, arancione, rosso. Dobbiamo e vogliamo uscire definitivamente da questo tunnel. Siamo ancora arancioni, Presidente. E questo dovremmo chiederlo a chi ha determinato i focolai. Ho dovuto adottare oltre 30 provvedimenti di zona rossa. Il virus non lo distribuiamo con l'elicottero, il virus cammina in mezzo a noi. Andate a vedere nelle strade delle città che succede la sera. E poi alla fine chi è penalizzato è l'operatore commerciale, che costringiamo, con le leggi e con le norme nazionali, costringiamo a stare chiuso, mentre davanti al suo negozio migliaia di persone fanno la passeggiata. Ecco, questa è una vera e propria ingiustizia. Presidente, ecco, lei è stato d'esempio ha forzato un po' i tempi per la vaccinazione nelle isole, penso già a Lampedusa dove sono iniziati, addirittura con gli over 60 dai 50 in su, è stato un po', diciamo, l'antesignano rispetto a... Ho insistito, ho voluto insistere perché più gente vacciniamo e presto usciamo dal tunnel, da questo dramma. Alla fine ho convinto Roma che era la soluzione migliore, abbiamo cominciato con le isole che potranno ospitare migliaia e migliaia di turisti fra qualche settimana e ho voluto abbassare l'età dai 60 ai 50 anni. Appena tornerò ad Agrigento andrò a fare un sopralluogo sui lavori che ho finanziato per mettere in sicurezza la collina sulla quale sorge la cattedrale. So che voi agrigentini avete dovuto attendere più di 10 anni, fra tante promesse. Io in 3 anni ho voluto e potuto con i miei collaboratori realizzare questo sogno, non solo per mettere in sicurezza un grande monumento della civiltà cristiana, ma anche perché quella cattedrale chiusa rappresentava davvero un'offesa al buonsenso di una grande città come Agrigento che per noi siciliani resta un modello e un paradigma internazionale. Ultima domanda, dal recovery plan si aspettava di più, l'ultimissima? Dal recovery plan si aspettava di più soprattutto perché bisognava concordare con le regioni quello che si doveva fare. Noi insistiamo sulla necessità di riaprire il cantiere per il ponte sullo Stretto. Roma deve smetterla con questa telenovela, ma ci sono altre priorità. Come l'anello autostradale la ferrovia veloce che in Sicilia ancora non c'è
ed è compito di Roma e non di Palermo, il completamento dell'anello autostradale che da Mazara del Vallo deve portare a Gela, da Castelvetrano, e attraversando la provincia di Agrigento che finora rimane fuori da quel versante, un porto hub per raccogliere le navi che arrivano dal canale di Suez. Insomma, noi non chiediamo a Roma 100 cose, ma 3-4 importanti. Roma non ha voluto dialogare né con noi né con le altre regioni, è mancato, c'è stato un deficit di democrazia e di confronto. Noi non ci arrendiamo e abbiamo già riaperto la vertenza con il governo nazionale.